Una domanda sull'edilizia ospedaliera, diceva appunto bisogna prestare attenzione per il futuro, evitare mausolei, come magari è successo a Venezia, cosa succede a Venezia per pulire le finestre, magari in ottica come si deve lavorare per l'ospedale di Padova, per esempio, nuovo. Ma guardi, io non discuto la bellezza e la valenza dei progetti che sono stati realizzati in Veneto, però quando il mio direttore generale mi dice che si debbono assoldare i rocciatori per pulire le vetrate di un ospedale, dico beh, si poteva anche evitare. Penso che si possano fare cose belle, faccio appello a tutti i progettisti di ogni genere, dai più creativi ai meno creativi, affinché le nuove progettualità siano essenziali, funzionali, poco costose da gestire, come farebbe un buon padre di famiglia. Nessuno di noi si fa una casa a tripla altezza da 6 metri per avere il salone con un grande soffitto, ma si cerca invece di coibentare bene, di fare la casa in classe A. Cerchiamo di farlo anche con gli ospedali. Investiamo i soldi risparmiati, e sono tanti, in sanità, questo è meglio. Meno vetri, più tapparelle. Ma potrebbe essere anche tende elettriche, ma la possibilità comunque di fare in modo che l'economicità poi vada a pari passo con la praticità, e che è quello che a noi interessa, che è concentrarci in un momento di crisi come questo di più sui contenuti e meno sui contenitori. Noi non abbiamo bisogno di sfarzo, abbiamo bisogno di curare bene i cittadini, che è tutta un'altra cosa, e così vale anche per le scuole. Anche la partita delle scuole ha lo stesso indirizzo, a mio avviso, e tutti gli edifici pubblici.